3 anni di abusi da parte del patrigno su una bambina di Pordenone, oggi undicenne. La terribile violenza sessuale portata alla luce dalla polizia. All'uomo, un 55enne, ha applicato il braccialetto elettronico. Un medico di origini camerunensi ha denunciato attraverso i social di aver subito una violenta aggressione verbale mentre era al lavoro al punto di primo intervento di Lignano per il colore della sua pelle. Il sindaco, fatto gravissimo. Friuli sferzato dal maltempo, un violento fortunale con raffiche di vento molto forte e pioggia abbondante si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi tra le province di Pordenone e Udine. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Visita a sorpresa a Lignano Riviera di Patrizia Mirigliani, patroni missitali, in occasione di una selezione regionale del concorso. Si è detta affascinata dal Friuli e dalla forza delle donne di questo territorio. Non c'è una favorita tra Udinese e Salernitana che si affrontano sabato al Friuli. Ne è convinto il doppio ex Di Michele, che sull'Udinese dice: gli errori contro il Milan ci stanno, ripeterli sarebbe invece pericoloso. Buonasera da Telefriuli e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura una storia a dir poco scioccante che arriva da Pordenone. La Polizia di Stato ha scoperto che una bambina, oggi undicenne da 3 anni, veniva abusata dal patrigno. Per l'uomo, un 55enne, il divieto di avvicinarsi alla minore, di parlare con lei e l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono costretta a fare alcune cose brutte col compagno della mamma. Sono bastate queste poche parole confidate da una bambina di 11 anni ad alcuni amichetti a far emergere un quadro di grande sofferenza che la minorenne viveva da quando di anni ne aveva 8. Una storia di abusi sessuali che arriva dal Friuli occidentale, scoperta dalla Polizia di Stato di Pordenone dopo alcune segnalazioni giunte in questura alcune settimane fa. Le confidenze della bambina hanno portato i poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla procura, ad avviare un'immediata e mirata attività di indagine, al termine della quale gli investigatori hanno accertato che il patrigno aveva abusato sessualmente della piccola da quando lei aveva solo 8 anni. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto nei confronti dell'uomo, un 55enne residente nella destra Tagliamento, l'esecuzione di una misura cautelare già eseguita dalla squadra mobile per reato di violenza sessuale nei confronti di una minore. Prevede il divieto di avvicinamento alla bambina a non meno di 500 metri e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo. Al patrigno è stato inoltre applicato il braccialetto elettronico. Il parere dello psicologo e psicoterapeuta Arci Casa. La bambina abusata sessualmente dal patrigno rischia di sviluppare forti disturbi della personalità. Se la famiglia non è in grado di supportarla in questo momento delicato, andrebbe affidata a una struttura protetta. Secondo lei che percorso psicologico dovrebbe attraversare questa bimba, ecco, per riuscire a superare questo periodo difficile? Allora, il rischio rispetto a un'esperienza di questo tipo è un rischio molto alto per la bambina di sviluppare una problematica legata alla personalità e allo sviluppo corretto della sua personalità nel futuro, da oggi in poi. Quindi diciamo che un evento così traumatico tende a non essere superato in maniera automatica. Il rischio è di avere una personalità instabile che la porti ad avere, ragioniamo sempre in teoria, ovviamente ad avere delle problematiche quando diventerà grande, ad avere dei momenti magari di negatività, dei momenti di eccessiva reazione agli eventi e quindi una problematica che potrebbe disturbare gravemente tutta la sua vita futura. Se il nucleo familiare non fosse in grado di portare, di aiutare la bambina e di metterla in una condizione di avere delle linee guida, no? Per superare questo momento, ma anche per il suo futuro, al di là di questo momento, considerando i rischi, purtroppo potrebbe essere necessario inserire in una struttura adeguata, una casa famiglia, dico, una struttura del genere, che in qualche modo l'aiutasse pian pianino a ritrovare un suo percorso di vita.
Una condanna esemplare per chi si macchia del reato di pedofilia, ma anche percorsi di assistenza e accompagnamento per i bambini abusati e le loro famiglie, quanto chiedono la CISL FVG e il suo coordinamento donne in relazione alla notizia che abbiamo appena trattato. Il primo nostro pensiero, si legge in una nota del sindacato, va alla piccola e alla sua famiglia, a cui esprimiamo tutta la vicinanza e solidarietà per chi compie atti così gravi e spregevoli. La condanna invece è a prescindere. Ora una storia che arriva da Lignano con la denuncia di un medico di 32 anni di origini camerunensi, Andy Ngaso, referente Public Health per la Croce Rossa italiana, che con un post su Facebook ha raccontato di essere stato vittima di un grave episodio di razzismo nella notte del 17 agosto, mentre era di turno al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro. Scrive: ho subito la violenza verbale razzista più feroce della mia vita e ho deciso di sporgere denuncia di concerto con il mio legale. Ha raccontato di essere stato ricoperto di insulti, accusato da un paziente di attaccare malattie per il colore della pelle. A riguardo abbiamo sentito un commento del sindaco di Lignano, Laura Giorgi. Sindaco, dai social apprendiamo di una storia davvero brutta, di un'aggressione verbale a sfondo razzista nei confronti di un medico del pronto soccorso di Lignano. Guardi, non sono al corrente dei fatti, lo apprendo adesso da lei, io non ho avuto nessuna comunicazione dal comando vigili. Se il fatto è accaduto la notte scorsa, adesso mi informerò, però non posso che condannare episodi di questo tipo. Da quello che ho letto, che mi ha fatto leggere, non c'è nessun'altra parola se non la condanna, insomma. Sono cose che non dovrebbero accadere, purtroppo a volte accadono, ma sono sicuramente deprecabili. Il maltempo annunciato è arrivato, ha causato danni con vento forte e pioggia battente, soprattutto in Carni nel Pordenonese, dove sono arrivate oltre 400 richieste di intervento. Tetti scoperchiati, alberi di infissi caduti, pali dell'elettricità adagiati su edifici ed auto. Il Friuli Venezia Giulia è stato sferzato dal maltempo. Un violento fortunale con raffiche di vento molto forti e pioggia abbondante si è abbattuto il primo pomeriggio di oggi nella nostra regione. Il 911 ha ricevuto più di 400 chiamate di soccorso. La sala operativa della Capitaneria di Porto e Trieste ha coordinato simultaneamente 5 interventi di assistenza e soccorso, riuscendo a mettere in sicurezza rapidamente tutte le persone assistite. A Muggia 4 i bambini portati in salvo dopo il capovolgimento degli Optimis da loro condotti. Nella destra tagliamento i vigili del fuoco hanno ricevuto 50 richieste di intervento per alberi caduti, rami spezzati, cartellonistica stradale di Velta. Colpite maggiormente le zone del San Vitese, dello Spilimberghese e l'abitato di Villa d'Arco nel comune di Cordenons, oltre a Pasiano e Pordenone. Un albero di grosse dimensioni è caduto vicino all'abbazia di Sesto Arrechina. Danni da maltempo anche nella bassa friulana e in Carnia. Anche in questo caso sono numerose le squadre dei vigili del fuoco al lavoro insieme ai volontari della protezione civile. A Udine un grosso platano è caduto in Viale Trieste, tra il Teatro Giovanni da Udine e la caserma dei Carabinieri. È accusato di rapina, ricettazione, furto, sostituzione di persona. Un quindicenne straniero è stato fermato dalla polizia di Udine, destinato a una comunità protetta in Veneto. Rapina, furto con strappo, furto aggravato, ricettazione e sostituzione di persona. Sono solo alcuni dei reati a cui deve rispondere un quindicenne straniero fermato dagli agenti della questura di Udine su esecuzione di una misura cautelare del GIP del Tribunale dei Minori di Trieste. Il giovane solo nell'ultimo mese si è reso protagonista di diversi episodi di violenza ai danni di coetanei. In un caso, per 20 euro, ha malmenato un altro ragazzo nella zona del Terminal Studenti, arrivando a minacciarlo con una pietra. Pochi giorni dopo ha strappato di mano un altro giovane un cellulare, venendo fermato dagli agenti qualche ora dopo con ancora il telefono. In una terza occasione è stato fermato in possesso dei documenti di altre 2 persone con i quali aveva attivato utenze telefoniche. Lo stesso quindicenne è stato anche trovato con un mazzo di chiavi di un istituto superiore di Udine, da cui qualche giorno prima erano scomparsi cibo e denaro da un distributore automatico. Il giovane, accompagnato dagli agenti della questura, è stato destinato ad una struttura protetta del Veneto. Una ragazza poco più che ventenne, per cause da accertare, è caduta nel tardo pomeriggio di oggi da un cavalcavia nei pressi di Cervignano. Al momento non è in pericolo di vita. Sul posto l'elisoccorso regionale, sanitari del 118 e carabinieri della compagnia di Palmanova.
Operazione Rail Safe Day da parte della Polizia Ferroviaria regionale con 427 persone e 46 veicoli controllati. Sono state elevate 2 sanzioni dai 55 operatori all'opera. Le 2 multe sono state elevate per indebito attraversamento dei binari e per una violazione al codice della strada, verifiche in 33 diverse località. 2 cittadini carinziani in mattinata hanno chiesto aiuto, allertato i soccorsi perché si erano persi lasciando la traccia del sentiero che avevano scelto per raggiungere la cima del Lussari. Erano partiti da Valbruna imboccando il sentiero 612 all'altezza del cimitero austriaco. Sono intervenute le squadre di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza di Tarvisio, che si sono divise in 2 gruppi fino a raggiungere e ritrovare i 2 escursionisti a 1000 metri di quota e di portarli sul sentiero. Intento a catturare tartarughe selvatiche nel fossato che circonda i bastioni di Palmanova, un 49enne è stato fermato su segnalazioni di alcuni cittadini dai carabinieri ed è risultato dai successivi controlli in possesso anche di una quindicina di volatili selvatici tenuti in gabbia che presumibilmente erano stati oggetto di cattura illecita. Sono ancora in corso gli accertamenti che con la collaborazione del Corpo Forestale regionale rischia una denuncia penale. Apriamo la pagina politica perché prosegue il lavoro delle segreterie per le candidature alle elezioni del prossimo 25 settembre. Il centrodestra si prende ancora 24 ore di tempo, anche se dalla Lega è stato reso noto un elenco di nomi sicuri. Ancora 24 ore nel centrodestra composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, in cui sono confluiti i movimenti di Lupi e Toti, non è stato chiuso il cerchio sulle candidature. Questo pomeriggio a Milano si è tenuta una riunione tecnico-operativa e poi l'elenco verrà presentato ai leader. Giancarlo Giorgetti, presente all'incontro odierno in rappresentanza della Lega, ha spiegato che i nomi occorrono altre 24 ore. Unica certa della riconferma della candidatura, Vania Gava, indicata in un elenco reso pubblico dal Carroccio su chi sarà presente nelle liste. Sempre oggi, invece, Azione e Italia Viva hanno presentato a Roma il programma. I nomi verranno invece ufficializzati in serata, ma appare quasi scontato che ci saranno sicuramente Isabella De Monte, tra i primi a sposare il progetto di Calenda, e il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, anche se per lui potrebbe esserci una seconda candidatura in Italia. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, invece, ancora nessun nome è stato reso noto dopo le parlamentarie. Incontro questa mattina in prefettura a Trieste, dove i vertici della Daewoo hanno chiesto lo sblocco della protesta dei lavoratori di Wärtsilä per poter portare in Corea i motori di cui attendono la consegna. Secca la replica dei sindacati che hanno parlato di toni inaccettabili. Un blocco definito alla stregua di un esproprio, ma il fronte resta compatto. I rappresentanti della DSM e la società della Daewoo, che si occupa della costruzione di navi, sono stati ricevuti oggi in prefettura per un tavolo con i sindacati e la regione, nel corso del quale hanno chiesto lo sblocco del picchetto per poter caricare una decina di motori da installare nelle navi in costruzioni. I sindacati hanno però abbandonato l'incontro dopo pochissimo per via dei toni usati dai coreani. Noi abbiamo un discorso aperto con la Daewoo, il discorso è aperto con Wärtsilä e non è esclusivamente sindacale, perché perfino il ministro ha richiesto alla Wärtsilä di quella volta di fare un passo indietro per poi fare una discussione aperta a tutti. La Wärtsilä ha rifiutato e ci troviamo in questa situazione. La regione con l'assessore Alessia Rosoren ha definito inaccettabile che ogni responsabilità di questo stallo ricada sui lavoratori, sottolineando che solamente il gruppo Wärtsilä è responsabile della situazione e il fatto che le istituzioni siano compatte al fianco dei lavoratori. L'azienda Daewoo ha scavalcato anche l'ambasciata coreana per fare queste dichiarazioni al tavolo, dichiarazioni importanti dove parla di esproprio ma soprattutto di proprietà dei motori e quindi pronta a tutto pur di tirarli fuori. I rappresentanti della Daewoo sono stati comunque invitati a capire i motivi della protesta e la valenza dei motori costruiti nello stabilimento in regione. Nessun passo indietro, nel pieno rispetto delle regole che ci siamo dati dal 14 luglio. Anche il mondo della finanza si interroga sul caso della società finita al centro delle indagini della Procura di Pordenone sulle criptovalute. Il consiglio degli esperti è quello di diffidare dai guadagni troppo facili.
Il caso della New Financial Technology, azienda che avrebbe raccolto denaro da parte di alcune migliaia di cittadini italiani, in particolare veneti e friulani, per investire gli importi in criptovalute, è finito sul tavolo della Procura di Pordenone, che vuole fare luce sulle somme investite dagli investitori e pare destinate a non essere rimborsate. Anche il mondo della finanza si interroga sul caso, che coinvolge un settore, quello delle valute virtuali, molto ondivago. Le criptovalute non sono assolutamente deprecabili come investimento. Indubbiamente va fatto un investimento con una certa cognizione di causa. Il mio consiglio comunque è sempre di cercare di fare attenzione quando ci sono rendimenti molto elevati, perché i rendimenti elevati non è che sono sintomo di una truffa per forza, però quando sono continuativi e durano per diverso tempo possono nascere dei problemi. Quanto al caso specifico, alla base del crack potrebbe esserci una spiegazione tecnica. Non si può parlare di truffa perché poi tra l'altro sono le procure che indagano. Nel sistema che era stato studiato per fare questo trading veloce tra piattaforme, potrebbe esserci anche una leva finanziaria. Faccio un esempio: se compro 100 di Bitcoin posso anche avere 50 di prestito da parte di un intermediario e vado a 150. È evidente che poi se il Bitcoin da $69.000 mi va a 25.000, la perdita si verifica non sui 100 ma sui 150 e quindi viene amplificata. Questo potrebbe causare anche un problema perché ci sono falliti diversi exchange, anche grossi, perché è tutto derivato appunto dalle perdite e dalla leva finanziaria che c'è sotto. Il Comitato Difesa Ospedale Gemona presenta un esposto in procura sulla situazione del nosocomio gemonese e chiede la riapertura del pronto soccorso organizzando un flash mob. Una lunga serie di carenze e manchevolezze tali da giustificare un esposto in procura. E questo è il pensiero del Comitato Difesa Ospedale Gemona sul futuro del polo sanitario dell'Alto Friuli, che oltre a presentare la documentazione alla magistratura ha anche organizzato un flash mob per il 3 settembre. Dal 20 ottobre del 2020 è stato chiuso il punto di primo intervento, la Guardia Medica ha una presenza sporadica, tant'è vero che spesso bisogna andare fino a Moggio e soprattutto durante la notte quei 35-40 degenti che attualmente sono ricoverati all'interno del San Michele, dalle 8 di sera alle 8 della mattina non hanno più il medico che è stato tolto da qualche mese a questa parte. In caso di emergenza viene chiamato il 112 e il paziente viene portato altrove, ma questo allunga i tempi di risposta e quindi anche i rischi per la persona che viene trasportata altrove. Ecco, questo è praticamente il contenuto dell'esposto. Evidentemente non possiamo tollerare una situazione del genere. Noi, per rilanciare la tematica sanitaria del Gemonese, che purtroppo è abbandonato a se stesso, il 3 di settembre faremo un flash mob. Ne abbiamo fatti anche di altri, ma credo che questa volta sia il più pregnante, il più necessario, appunto per rilanciare la tematica e chiedere veramente che questa situazione intollerabile abbia fine. Il vicepresidente della Regione Riccardi, parlando ancora di ospedali della Regione, sottolinea come ASUFC, dopo l'adozione dell'atto aziendale, si appresti ad attivare la struttura organizzativa complessa di oculistica Palmanova Latisana e a breve verranno avviate le procedure per la copertura, la direzione e il governo della struttura di grande rilevanza per l'oftalmologia e integra l'offerta per la specialità di oculistica in Friuli, Venezia Giulia. Riccardi sottolinea come la Giunta regionale prosegua a mantenere con atti concreti gli impegni presi, fra i quali quelli che riguardano l'ospedale Palmarino. L'aggiornamento sui dati Covid con 949 nuove positività rilevate oggi a fronte di 4.908 test eseguiti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, 2 in più rispetto a ieri, 209 pazienti in altri reparti in discesa di 8 unità. Oggi si registrano i decessi di 2 persone a Gorizia. Prime vendemmie in Friuli, complice la stagione molto calda e siccitosa, c'è già chi ha iniziato a tagliare i grappoli. La quantità di uva attesa è minore di un anno fa, ma la qualità è garantita. È appena passato Ferragosto, ma già si vendemmia tra i filari friulani. Complice un'estate calda e siccitosa, i grappoli sono maturati in anticipo e così i vigneti si sono già animati. L'uva al momento non ha risentito troppo di una stagione strana e le previsioni sono buone, come spiega Filippo Butussi dell'omonima azienda di Corno di Rosazzo e vicepresidente del consorzio Colli Orientali.
è comunque una bella annata. Ecco, qua basti guardare, le foglie sono verdi, l'erba è verde e qua non c'è irrigazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque in Friuli le precipitazioni, certo meno della media, però le precipitazioni ci sono state. Ci aspettiamo una produzione che può essere in calo rispetto a un'annata media o medio normale, insomma del 10-15%, quindi non ci aspettiamo dei cali esagerati. Qualitativamente devo dire che il livello sanitario è veramente ottimale. Vediamo che già i parametri analitici sono molto buoni, da livelli zuccherini, l'acidità, tutte quelle che sono insomma i parametri di scelta, e quindi devo dire che ci aspettiamo un bel livello qualitativo anche da quest'anno. Resta tuttavia il problema della manodopera, sempre più difficile da reperire. Infine non c'è solo il meteo e anche il mercato a chiedere una vendemmia anticipata. Negli ultimi anni il mercato sta richiedendo dei vini comunque più freschi, più minerali, dove la gradazione alcolica resta sì un fattore importante, ma non predominante come forse lo era alcuni anni fa. Quindi in questo momento si preferisce magari avere quei vini che si aggirano fra i 12 gradi e mezzo e i 13 gradi coperti, piuttosto che andare dai 13 gradi ai 14 gradi come avveniva qualche anno fa. E di vendemmia si parlerà questa sera con Omai FVG a partire dalle 21. In studio il presidente della CFVG Franco Clementini, il direttore della cantina di Ramuscello Rodolfo Rizzi e il presidente del consorzio DOC Friuli Stefano Trinco. Parliamo di nuovi asili nido e scuole dell'infanzia, sia per la costruzione che per l'ampliamento degli stessi. Dal PNRR arrivano fondi al Friuli Venezia Giulia, sono poco meno di 60 milioni di euro e sono 60 gli interventi inseriti in graduatoria. Dal PNRR arrivano in Friuli Venezia Giulia quasi 60 milioni di euro da investire per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Un investimento senza precedenti, commenta il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi alle strutture dedicate alla fascia 0-6 anni, con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi di istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla nostra regione sono destinati 59 milioni e 829 mila euro per 60 interventi su scuole dell'infanzia, asili nido e poli dell'infanzia. Obiettivo di questa linea di investimenti è quello di aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 anni in tutta Italia, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità. Dei 60 interventi in Friuli Venezia Giulia, 35 riguardano strutture della provincia di Udine, 13 quella di Pordenone, 8 quella di Gorizia e 4 quella di Trieste. 20 interventi risultano ammessi, 40 sono in riserva. 33 progetti riguardano gli asili nido, 27 i poli dell'infanzia. Quanto al tipo di intervento, nella maggior parte dei casi si tratta di riqualificazioni di edifici esistenti, 19 sono le nuove costruzioni, una decina gli ampliamenti. Si tratta del più grande piano mai realizzato sul tema dell'istruzione per la fascia 0-6 anni, con un investimento complessivo di 4,6 miliardi di euro, dichiara il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il governo, continua, ha lavorato in questi mesi e sta ancora lavorando affinché il piano sia attuato rispettando tutte le scadenze previste. E parlando ancora di nidi, in particolare comunali, a Udine c'è tempo ancora fino al 30 settembre per le iscrizioni, ma si potranno effettuare solamente online con lo SPID. 4 mesi e mezzo dopo la chiusura delle prime graduatorie, il Comune di Udine riapre alle domande di ammissione ai nidi di infanzia comunali e lo fa per le iscrizioni cosiddette tardive, ovvero quelle necessarie ad inserire i bambini tra i 3 mesi e i 3 anni nelle graduatorie di riserva. Fino al 30 settembre quindi spazio nuovamente ai genitori nella corsa a un posto in asilo nido tra le strutture pubbliche gestite dal comune, corse che però non saranno più agli sportelli. Infatti, per accedere alla graduatoria di riserva, la domanda potrà essere effettuata solamente online sul sito del comune di Udine ed è necessario essere in possesso dello SPID, altrimenti sarà impossibile inoltrare la domanda. In città i nidi di infanzia comunali sono 4, a cui si aggiungono però 9 strutture private convenzionate con Palazzo d'Aronco. Alle domande tardive potranno accedere solamente i genitori che non abbiano presentato domanda alla tranche di febbraio.
Visita a sorpresa di Patrizia Mirigliani alle ragazze impegnate nelle selezioni regionali di Miss Italia per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Prima visita a Lignano per lei, dove ha rivolto un messaggio alle ragazze impegnate nella selezione. Sentiamo. Visita a sorpresa a Lignano, a Riviera Resort di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, proprio quando qui si sta svolgendo una selezione regionale del concorso. Sì. La prima volta in Friuli, sì. La prima volta a Lignano. Sì, è una bella emozione. Il posto è magnifico, ma non avevo dubbi. E poi c'è questa apertura, questa grandiosità, di questi spazi enormi, bellissimi, che veramente fa un piacere vedere in un periodo come Ferragosto, che è molto diressa, per cui grande charme. E poi ci sono insomma le ragazze, immagino anche per loro la grande emozione per insomma, partecipare a questa selezione, insomma di farlo davanti a Patrizia Mirigliani ancora di più. Mi emoziono più io di loro quando vedo le ragazze, perché sono proprio la storia del concorso e la certezza è sempre che è da lì che arriva Miss Italia, dalle regioni italiane, in questo caso da questa selezione che verrà fatta, anzi una finale di Miss Givova, è un nuovo sponsor tra l'altro del concorso e che vogliamo vedere queste ragazze che saranno anche atletiche tra l'altro, perché stiamo parlando di sport, che è uno degli elementi importanti che noi predichiamo alle nostre ragazze, salute, benessere e sport. Sì. Vuole dare un saluto ai telespettatori di Telefriuli e magari c'è qualcosa che vuole dire proprio alle ragazze di questo territorio che decidano di tentare il percorso di Miss Italia o meno? Ma il territorio, innanzitutto il Friuli è una regione molto laboriosa, di donne molto forti, la percezione che abbiamo noi è la forza delle donne friulane. E quindi io innanzitutto invito le ragazze a partecipare e a vivere una bella esperienza che porteranno dietro per la vita. Non dico sorridete, perché in questo momento non abbiamo tanto da sorridere, però credete e abbiate le idee chiare sul vostro futuro. Ecco, questo è molto importante. E andiamo a Pordenone, che a inizio ottobre sarà di nuovo la capitale del cinema muto. Tornano dal 1 all'8 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone per la 41esima edizione le giornate del cinema muto, una settimana di proiezioni con musica dal vivo, seminari, presentazioni, conferenze e premiazioni, tutto di nuovo in presenza, anche se non mancherà una selezione di proposte online per chi anche quest'anno non potrà raggiungere il Friuli per una full immersion nel cinema muto. A inaugurare ufficialmente il festival, sabato 1 ottobre, sarà la prima assoluta del nuovo restauro de Lo Sconosciuto del 1927 di Todd Browning, presentato in una nuova versione, accompagnata dall'Orchestra San Marco di Pordenone. A chiudere le giornate, sabato 8 ottobre, sarà l'ultimo film interamente muto di Hitchcock, L'Isola del Peccato del 1929, con una replica il giorno seguente. Gli eventi speciali cominciano il 30 settembre con la preapertura a Sacile nel Teatro Zancanaro. Sullo schermo la commedia Nella Camera di Mabel del 1926 di Mason Hopper, accompagnata dalla Zero Orchestra diretta da Gunther Buchwald. Attesa da qualche anno, prenderà avvio e proseguirà nel 2023 la retrospettiva Ruritania, un'ampia raccolta di film provenienti da tanti paesi diversi, ma che in comune hanno l'ambientazione in regni di fantasia localizzati nei Balcani, in Ruritania appunto. Nel programma anche parodie con i grandi comici dell'epoca, un omaggio per i 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia, molti film di viaggio, documentari sulle eruzioni dell'Etna dei primi anni 20 del Novecento e alcuni fra i più antichi reperti cinematografici. Tra poco Sport FVG, sentiremo quelle che sono le sensazioni sulla sfida tra Udinese e Salernitana di sabato dal doppio ex Davide Di Michele, ma non ci sarà solo questo, tra poco l'appuntamento con lo sport. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata, arrivederci.